Cari amici di Go Wine, siamo qui tra i due vigneti, tra i più significativi e più antichi dell'azienda. Alcune viti hanno più di 60 anni. Sono i componenti maggiori del uno dei miei vini più noti, il Bianco Pomedes, è composto appunto da questi due vitigni più un saldo di Riesling Renano. Perché le viti vecchie? Perché danno un prodotto molto stabile, perché hanno un apparato radicale molto importante e molto profondo, per cui risentono meno delle condizioni ambientali, cioè siccitose oppure eccesso di acqua sulla superficie. Questo è anche la mia idea di come combattere i cambiamenti climatici, conservando i vigneti vecchi senza espiantarli e fare sì con tecniche agronomiche che i vigneti più giovani riescano ad affondare il più possibile le loro radici nel terreno. Ora ci troviamo nella cantina interrata dove si affidano i vini rossi e faccio fermentare l'unico vino bianco fermo in legno, cioè il Bianco Pomedes. I mosti vengono fatti fermentare separatamente e in tonnò da 500 litri e in barili da 225 litri. Una percentuale di nuovo che varia da anno a anno. Dopo la fine della fermentazione viene effettuato un frequente batonnage con questo attrezzo che si infila nel fiume e saccomato apposta per rimescolare i residui dei lieviti, i quali per 7 mesi, 8 di questa operazione, resteranno in sospensione nel vino e questo lo farà continuare a vivere avendo sempre un confronto con questi residui. Ciò gli dà maggiore ricchezza, ma soprattutto potestà di invecchiamento del tempo. Dopo l'8° mese il tutto viene assemblato in acciaio termocondizionato e viene fatto affinare almeno per un altro anno. Cari amici di Go Wine, vi voglio spiegare l'origine del nome Pomedes, il vino che abbiamo imparato a conoscere dalla vigna alla vinificazione. Pomedes deriva da un aneddoto, è il nome di un fianco delle tofalle sopra la cortina del pezzo. Il nome è in ladino, che è una lingua come il friulano. Ed eravamo a sciare, io e il mio amico dottor Gianni Menotti, consulente da sempre, su questo campo sciistico, non da principianti perché da lì parte anche una discesa libera di Coppa del Mondo. E presi da una tormenta di neve ci siamo dovuti riparare al rifugio Pomedes. Lì, su un tovagliolino di carta, abbiamo buttato giù il progetto di questo vino. Adesso lo assaggiamo, colore paglierino intenso dovuto anche alla fermentazione in legno, parzialmente e parzialmente alla grande maturità delle uve. Il profumo è intenso anch'esso, sa di frutta matura, di pera, di frutti molto maturi e molto dolci. Adesso lo assaggiamo. Il vino è corposo, molto potente, anche nella sua gradazione alcolica perché deriva da uve molto mature, ed ha un senso di complessità, cosa per cui è nato. Buona degustazione e buona salute a tutti noi.